Ed eccoci qua, cari telespettatori. Allora, ben ritrovato, è con noi collegato Massimo Cestaro, della segreteria dello CGIL del regionale del Veneto, non arrivato, ma comunque virtualmente arrivato. Allora, affrontiamo insieme un tema che comunque è importante, a cui tenete in modo particolare perché c'è questa manifestazione il 15 dicembre che è significativa. Ma adesso innanzi faccio parlare lei perché i temi che toccate riguardano le pensioni, riguardano le tasche di molti pensionati e voi dite i conti qui non tornano. Perché, segretario? No, i conti non tornano perché diciamo il meccanismo della rivalutazione che vediamo tra un attimo riconferma ancora una volta il taglio fatto dal governo per l'anno precedente. Diciamo così, per farla breve, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in un'intervista, anzi un intervento pubblico, ha detto che avrebbero fatto l'impossibile. E credo ci siano riusciti, nel senso che peggiorare la Fornero pensavamo tutti fosse impossibile, invece questo governo è riuscito a farlo. Poi vediamo dopo anche meglio gli elementi, però il punto che diciamo maggiormente interessa è la riproposizione per quest'anno, per il 24, del meccanismo introdotto sempre da questo governo l'anno precedente. In che consiste? Facciamo un passetto indietro. Prodi nel 2000 e poi da ultimo il governo Draghi. Vediamo la slide a questo proposito. Legge 388 del 2000, poi c'è quella del 2023, poi la proposta 2024. Eccola qua, prego. Diciamo l'applicazione della percentuale rispetto all'inflazione era il 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo. Il minimo sono 560 euro grosso modo, tra 4 e 5 volte il minimo il 90%, oltre 5 volte il minimo il 75%. Nella casella, nel grafico successivo per il 23 e per il 24 si vede invece che le percentuali sono 6, 100%, 85, 53, 47, 37 e 32 nel 23. Nel 24 sono uguali a differenza delle pensioni oltre 10 volte il minimo che passano dal 32% al 22%. Proviamo a spiegarlo meglio. Per esempio prendiamo una fascia a caso, quella tra il 4-5 volte il minimo, o meglio tra 5, 6 e 6 volte il minimo. Sì. Sono pensioni lorde, quindi diciamo voto per pieno sono circa 1.700-1.800 euro netti, che sono le pensioni che hanno che ne so, gli operai specializzati, che hanno impiegati, che hanno tanti medici, insomma, poi parleremo anche di questa cosa qua. Che cosa si dice a questi pensionati? L'inflazione è stata l'8% o il 10% certo, o il 7%. Il tuo adeguamento alla pensione, cioè la difesa del tuo potere d'acquisto rispetto ai meccanismi inflattivi, te lo calcoliamo alla metà. Cioè quindi non recuperi il 100% dell'inflazione, quindi non hai la copertura al 100% del tuo potere di acquisto, ma il governo ha deciso che è la metà. Per le soglie di pensioni superiori tra 6 e 8 volte il minimo il 47%, tra 8 e 10 volte il minimo il 37% e via andando. Ora tenete conto che per il 2024 l'inflazione è stimata attorno al 5% e quindi anche qua non viene applicata, sempre per fare l'esempio di prima, un adeguamento della pensione del 5%, ma viene applicata la metà. La cosa è quantomeno insopportabile perché anche le pensioni
vanno tutelate rispetto all'aumento dell'inflazione e non è possibile che il governo arbitrariamente decida che la mia pensione è adeguata all'inflazione alla metà oppure anche meno. Avrebbe senso intanto se questo ragionamento, se questa impostazione fosse stata in qualche modo spiegata, illustrata alle organizzazioni sindacali, ma questo non è stato fatto. Cioè noi abbiamo letto dai giornali questa scelta, ripeto, che avevamo già visto nel 23 e che viene riproposta per il 24. Se il governo volesse fare o avesse voluto fare un ragionamento di tipo solidaristico, cioè riduco un po' l'aumento delle fasce pensionistiche più alte perché voglio fare alcune operazioni, dico per esempio la pensione di garanzia per i giovani, oppure finanziare la legge sulla non autosufficienza, cioè diciamo un intervento nel quale si toglie qualcosina o meno, si riduce l'aumento delle pensioni più alte per destinare delle quote ai soggetti più deboli, più fragili e più bisognosi di intervento pubblico. Questi sono ragionamenti che come sindacato abbiamo sempre fatto, no? Cioè nel senso sta nel nostro DNA di impostare politiche solidaristiche, però tutto questo non c'è. Nel 2023 le cose che abbiamo visto, diciamo a conclusione della manovra, abbiamo visto che poi i tagli alle pensioni sono andati a finanziare, diciamo, dei meccanismi di agevolazioni fiscali per gli autonomi, insomma un po' di cose che non hanno niente a che vedere con qualsiasi criterio di tipo solidaristico. Si vedono anche qua, abbiamo fatto alcuni esempi. Infatti andiamo avanti della slide, quella dopo ancora, dove si parla dell'effetto sulle pensioni e fate degli esempi, giusto? Quindi abbiamo 4-5 volte il minimo, importo pensione, quindi vediamo un attimo se lo possono mettere in onda dalla regia. Sì, abbiamo preso un importo diciamo tra 4 e 5 volte. Ecco, una cifra che sta più o meno in mezzo, cioè 1.786 euro. Si tenga sempre conto che stiamo parlando di pensioni lorde. Sì. Con legge del 2000 quella pensione sarebbe diventata 1.897 euro, quindi avrebbe avuto un po' una crescita. Con la legge di bilancio del 2023 invece c'è stata una perdita annua di 208 euro, nel 2024 la perdita stimata è 377 euro, la perdita nel biennio è di 587 euro. Però comunque la pensione è aumentata, cioè è passata in ogni caso a 1.970 euro. Quindi c'è stato un aumento non congruo con l'eventuale inflazione, però c'è stato. Certo, diciamo, vorrei anche vedere, insomma, ecco, cioè nel senso è chiaro che un incremento della pensione c'è, anche perché con l'inflazione stimata nell'8% del 23, che poi, come si dice, il carrello della spesa si attestava attorno al 12%, e con l'inflazione comunque ancora alta prevista per il 2024, è chiaro che un po' di incremento delle pensioni c'è stato, ma non c'è stato l'incremento a scaglioni per tutelare integralmente le pensioni rispetto alla perdita del potere di acquisto. Io le chiedo una cosa, 7-8 volte il minimo, qui stiamo parlando di cifre, tipo proprio l'ultima fila che vediamo l'indicato, 7-8 volte il minimo, 2.735 per esempio, l'importo pensione 2022, sono sempre all'ordo? Certo. Quindi vuol dire nette sarebbero quanto? Qua faccio l'esempio di quella più alta che avete segnato. Diciamo sono attorno ai 2.400 euro. Insomma. Quindi chi ha una pensione netta di 2.400 euro a spanne circa ha una perdita molto alta per quello che avete fatto il vostro calcolo, giusto?
certo, certo, ma infatti perché diciamo più cresce il trattamento pensionistico e meno è tutelato rispetto all'inflazione. Quindi più si cresce, se vediamo la slide precedente, dove si dice proposta 2024, oltre 10 volte il minimo, l'incremento è del 22%. Quella ancora prima, si chiede ancora, eccola qua, perfetto. La percentuale dell'inflazione applicata è il 22%, cioè non è il 100% ma il 22%, cioè un quinto. Quindi più cresce la pensione e minore è l'incremento rispetto a quello previsto. Ora, se si può vedere anche la slide successiva. Quello dell'effetto sulle casse dello Stato. Ah, quella che abbiamo appena visto? Sì. Sì. Si calcola che la perdita nel biennio, abbiamo visto, prendiamo sempre la fascia 5-6 volte il minimo, la seconda riga, nel biennio si perdono 2.171 euro. Che è l'ultima colonna all'estrema destra, sì. Allora, è bene sapere che questi soldi non verranno mai più recuperati, cioè perdita, differentemente da chi fa la contrattazione collettiva, che è appunto in servizio, che sta lavorando. I contratti collettivi possono recuperare le cifre perse nei contratti o negli accordi precedenti. Per quanto riguarda le pensioni, quando si perde un euro, quell'euro è perso per sempre. Non si guadagna, non si recupera più. Ecco, la cosa interessante è anche che voi avete fatto un calcolo del risparmio, l'effetto sulle casse dello Stato, se vogliamo enunciarlo rapidamente, per cui si capisce anche la vostra azione. Prego. Certo. Penso che, diciamo, guardiamo quello che dice il risparmio netto al netto degli effetti fiscali, nel senso è quello che non... Che è quella successiva, chiedo alla regia, sì, prego. Quello che non entra nelle tasche delle persone. Sono stati 2 miliardi e 100 milioni nel 23, saranno oltre 4 miliardi nel 24 e la stima per il decennio 23-32 si calcola che ci sia un risparmio da parte dello Stato di 36 miliardi e 800 milioni. Certo, siamo in chiusura, segretario, quindi voi a questa manifestazione sperate di ottenere una protesta, perché se non altro, perché ormai alle acta est. Diciamo che facciamo la protesta sperando in qualche modo in un minimo di ripensamento da parte del governo, che però facciamo un po' di fatica a vederlo. È necessario che i pensionati battano un colpo, perché insomma non è possibile che questo governo, ma anche i governi successivi che verranno, decidano arbitrariamente di applicare le percentuali di rivalutazione senza parlare con nessuno, facendo dei risparmi che non sappiamo che destinazione ha. Nel senso che se questo o altri governi volessero fare dei risparmi sui trattamenti pensionistici per destinarli ai soggetti più fragili, più deboli, noi siamo disposti a fare questo. Così non avete chiarezza di quello che succede, è chiarissimo. Segretario, guardi, il tempo è volato, io la ringrazio, dovremo parlarne ancora, perché poi magari le cose si evolveranno, vedere un po', tirando il punto, facendo le somme, un po' a gennaio quello che succederà. La ringraziamo moltissimo di essere stato qui con noi. A servire, grazie a voi, arrivederci. E buon lavoro naturalmente, perché con questo, facendo tutta una serie di valutazioni e di calcoli, riuscite anche ad aggiornare i nostri telespettatori su quello che sta succedendo, facendo un po' comprendere le situazioni. Grazie ancora, cari telespettatori, vi lascio la pubblicità, ringraziamo lo SPI CGIL della collaborazione, poi ci rivediamo per le interviste dopo.